Oggi domenica 5 maggio, -4 da quell'importante evento. Sono passati 20 anni dalla visita di Giovanni Paolo II ad Agrigento. Lei, Maurizio Bonomo, in quella occasione ha avuto un ruolo importante, ha rappresentato tutti i giovani siciliani, ha letto una lettera, poi ha abbracciato Giovanni Paolo II. Cosa ricorda di quel momento, di quella esperienza? Agrigento in quei 2 giorni di presenza del Santo Padre ha vissuto un momento di grazia. La Sicilia viveva in un momento particolare, non dimentichiamo che venivamo ad un anno dalle stragi di Capaci e via D'Amelio, eravamo a qualche anno, 2 anni e mezzo circa, dalla morte del giudice Livatino. Dopo qualche mese, forse dovuto a quel grido che Giovanni Paolo II poi ha detto al nostro arcivescovo Monsignor Ferraro, gli è sgorgato dal cuore quel pentitevi che ancora risuona nella Valle dei Templi, sarebbe morto sotto i colpi vigliacchi della mafia Don Pino Puglisi. Credo che quella visita ha dato un'occasione grande ad Agrigento. Devo dire una cosa, che quella visita fu importante per noi, ma rimase nel cuore di Giovanni Paolo II per tanti anni. Oggi abbiamo una grande occasione, dopo 20 anni, non quella di rispolverare i sentimenti e i ricordi, ma quella di riprendere quelle parole che sono ancora valide oggi, e ritengo che nei vari passaggi della visita di Giovanni Paolo II, la visita alle istituzioni, la visita alle forze sociali, abbia tracciato anche un modello di sviluppo per questa nostra terra. Chi sapeva del compito che gli era stato affidato? Nessuno era a conoscenza di quel ruolo, perché mi fu detto di non svelarlo ad alcuno e io ho mantenuto quella promessa, non svelandola neanche ai miei genitori, per cui tutti erano ignari di questo mio ruolo, anche i ragazzi che avevano vegliato tutta la notte insieme a me, perché la notte ci fu una veglia di tutti i giovani di Sicilia che erano arrivati ad Agrigento, noi avevamo anche il compito di accoglierli, neanche i ragazzi sapevano nulla. C'è un segno concreto, tangibile, che quell'incontro ha lasciato nella sua vita? Beh, senza dubbio dare al Santo Padre non una figura istituzionale, una figura di rappresentanza, ma il vero vicario di Gesù Cristo. Io in quell'abbraccio ho visto la Chiesa, la mia Chiesa, abbracciarmi e sentire forte questa presenza, che non era semplicemente una presenza carismatica, ma aveva dell'altro. Oggi ho imparato questo, che la mia Chiesa non è una Chiesa fatta di cose astratte, ma è fatta anche di abbracci concreti, e in quegli abbracci puoi riscoprire la possibilità di fare un percorso di vita un po' diverso, chiaramente con tutte le difficoltà, gli errori che si fanno, ma con una consapevolezza in più dentro.